Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. This is a special request. Hope you enjoy it. I try to find how my heart could be so blinded. How could I be true, just like the rest? You came on strong with your fast car and your glass ring, soft voice and your sad eyes. I fell for the whole thing. I don't regret having met up with a girl who breaks hearts like they were nothing at all. I've done it too. Now I know just what it feels like. Just like I said, there's no regrets. Well, it's about time to close. I hope you've had as much fun as we have. Don't forget the jam session Sunday. Buongiorno, a voi la linea. E per la penultima volta per la stagione di Chilometro Zoom ci dà il benvenuto con questo pezzo del 1967 il nostro Frank Zappa con American Dreams and Goes Home dell'album Mothers, che deve essere forse il primo album. Poi devo controllare perché sono i primi album di Frank e io sono quelli che conosco sinceramente meno. Mi piace più, diciamo, il Frank dagli anni 70 in giù. Io sono Lorenzo Viviani, mentre Natalia Regia, che ringrazio naturalmente, che senza di lei non potremmo fare nulla. Dall'altra parte dell'eteri invece c'è questa mia controparte, il mio alter ego, la mia nemesi. Lui, il cosiddetto, vorrei saperlo, hai un soprannome? Il nostro soprannome è Tony Dan, ma hai un soprannome? Sì, è quello, Tony no, Dan. è Allora, quello. ti è piaciuto sulla mia nemesi? Ti è piaciuto un po'? Dillo. Ma pensavo mio marito, però va bene, vai avanti così. Abbiamo già deciso che siete marito, insomma, capito? Va bene. Non lo so, faremo che si fa un po' per uno. La famosa regola di Calatrava. Vogliamo proprio sbragare in queste cose? No, sbraghiamo 368 ore perché questa è la penultima puntata, dopodiché comunque vai avanti con i riti di introduzione, con i riti di ingresso. Prego. Con i nostri preliminari. Detto questo, do la parola al mio alter ego. È lui o non è lui? Certo che è lui, il mitico, il grandissimo, il folgorante Antonino Danna, affogante soprattutto se mette le dita nella spina. Sì, Antonino Danna. Grazie, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Chilometro Zoom, puntata numero 1241, io sono Antonino Danna, oggi è venerdì 24 luglio 2026, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Per radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono, il telefono è già aperto per voi. Ma diciamo così, ecco, io vi notizio su alcune cose. Stamattina abbiamo fatto sostituire le pastiglie dal disco dei freni anteriore della Vespa, è stata... Prego? Perché ci stiamo preparando, è vero? Non ci pensavo più che c'era questa... Ho fatto anche un lungo giro di collaudo, pensa, sono andato da Magenta,
fatto la tangenziale di Novara, sono uscito all'uscita della statale 211, sono tornato indietro, poi sono risalito da Trecate, Turbigo, il ponte di Turbigo sul canale e poi sono tornato a casa. Quindi abbiamo fatto una prova anche a tutto gas, diciamo che è tutto verificato, collaudato, per cui frena bene. Direi che possiamo affrontare il passo del Bracco partendo, diciamo così, alle 7 del mattino del 31 luglio e tenendo una velocità di crociera di 65-70 km l'ora. Speriamo Quanto di pensi di lasciarci. mettere? Infatti, quanto pensi di Sono metterci? 270 km, diciamo, calcolando una media di 50 all'ora, sono 5 ore e mezza, 6. Non so cosa Perché dire. ma no, ma figurati, il problema non è tanto il tratto in pianura o comunque ad andare giù dalla Val Fontana Buona uscendo a Chiavari. Il vero problema è a salire e fare tutta la parte in salita da Sestri fino al Bracco, poi dopo cammini sui bricchi, quindi quello non è un problema. E arrivare a domare il Bracco, ma il Bracco sarà domato. Mi piace. Porterò Mi con piace. me nell'ordine il Vai. mio orologio automatico meccanico che ho qui al polso. Pensa, questo orologio mi è stato regalato per i miei 17 anni Ed è un? ed è un Seiko 5. No. Sì, tu pensa che ce l'avevo al polso quando facevo la maturità, quando ho fatto la visita militare, quando sono venuto a Milano la prima volta da solo. Insomma, diciamo che ha battuto le ore tra la tarda adolescenza e l'inizio della gioventù. Poi era rimasto bloccato per anni, l'ho fatto riparare e ora funziona di nuovo perfettamente. Più la Vespa, più la Leica, che è qui carica, e quindi abbiamo un rullino da finire, documenterà questo raid. Nel corso, insomma, di questo viaggio io mi fermerò con la Vespa, scatterò immagini delle, diciamo così, delle magiche, come possiamo dire, atmosfere e panorami delle Cinque Terre. Pensa, queste fotografie di questo viaggio voglio regalarle al Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ebbene sì. Ebbene sì. Poi ne fate una bella mostra fotografica. Che ne so. Un dépliant, che ne so. Bene, Magari non ci fate bene. niente, che ne so. Ecco, Bene, stavo interloquendo mentre tu parlavi che e ti prestavo sentite, avevo una leggera disattenzione, sì. però perché stavo cercando di contattare il nostro, che mi aveva scritto proprio pochi minuti dalla trasmissione, il nostro amico Alessandro Cappelli, vedere se riusciva mi sembra un'ottima idea. Intanto perché sentite stava- questo ron di sottofondo. Cos'è sto ron ron? Lo senti? No, non sentiamo niente. No. Te senti qualcosa, Lina? Alina, quella è Natalia. Scusa, Natalia, intanto buonasera e buon lavoro, Natalia, veramente. Sono rimasto perché parlavamo prima, anzi ringraziamo, dato che siamo anche agli sgoccioli di questa stagione, la nostra amica Lina, perché ha sempre dato un contributo prezioso a questa trasmissione. Perdonami Natalia del lapsus, però insomma ne parlavamo proprio pochi minuti prima della trasmissione con Antonino. Allora, non si sente questo ron? No, non si sente questo ron ron. Mi sa che... questa è la vice caposervizio, la gattina Benelux, che si è messa qua sulla scrivania mentre io sono in onda. Io ho abbassato il microfono fino al suo musino, però non so se Natalia riesce a sentire il ron delle fusa. Natalia, batti un colpo. Ah, peccato. No, vabbè, pazienza. Vorrà dire che poi ne farò un audio che manderò via WhatsApp, va? Ok, niente, ce l'abbiamo quindi questo però nostro... può darsi che ci colleghiamo velocemente su Termoli. Intanto io però ti farei, dato che sono alcuni titoli importanti, anche uno scorso veloce ai titoli, perché aggiorniamo i nostri radioascoltatori sulla situazione del grano, perché comunque ci sono stati dei contributi da parte del governo, se hai tempo riesci magicamente, senza troppi, diciamo... aspetta che lo chiedo alla gattina, vediamo se riesce a trovarlo lei. Aspetta. Grandissimo, sì. Grandissimo. Il grandissimo è domani.
Allora, ecco qua, sì amore, come vuoi tu. Grano, com'è grano? Governo? Sì, Vediamo un po', vedrai che crisi c'è del grano, stato. la promessa del governo, più risorse e incentivi. Ebbene sì, allora io ho qua un comunicato stampa del Ministero dell'Agricoltura, se tu vuoi ve lo Vai, posso leggere. assumi i Allora capi, dai, assumi i capi, non spararcelo tutto, che semmai ci addormentiamo. no, tanto è breve, molto Vai, breve. vai. Allora, il governo Meloni è quello che ha investito di più in agricoltura, anche la filiera del grano duro ne beneficerà. Oggi con le associazioni agricole abbiamo concordato sul fatto che bisogna fare di più per sostenere questa filiera. Bisogna incentivare i nostri agricoltori in un momento in cui il grano ha un prezzo di vendita davvero molto basso rispetto al costo di produzione. Lo facciamo con risorse concrete per garantire una filiera che è strategica ed identitaria. Abbiamo garantito anche più controlli ai punti d'ingresso per verificare che il grano importato non abbia residui delle sostanze da noi vietate, in modo da garantire una concorrenza leale. Abbiamo investito in ricerca sulle TEA per aumentare la capacità produttiva e la qualità del grano italiano. E da ultimo, ma non per importanza, abbiamo annunciato iniziative promozionali dedicate alla pasta italiana. Bisogna sensibilizzare gli italiani, primi consumatori di pasta al mondo, a comprare italiano. Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida al termine del tavolo del grano. Allora, azioni a sostegno della filiera del grano, contributo contro il caro fertilizzanti. La riserva di crisi messa a disposizione dall'Unione Europea compensa il settore primario per coprire fino al 50% degli incrementi di costo subiti dai fertilizzanti. Sono allo studio misure per aumentare questo contributo per le filiere sensibili come quella del grano duro. 40 milioni di euro nel Coltiva Italia per il grano duro. Il Coltiva Italia, in approvazione alla Camera dei Deputati, potrà destinare a partire da gennaio del 27 40 milioni di euro a sostegno della filiera di grano duro. Nella legge che garantisce 1 miliardo di euro in più al settore primario ci sarà una parte dedicata agli investimenti che ammonta, sommando le varie voci, a 300 milioni di euro che potranno essere destinati anche al settore cerealicolo. Infine, investimenti nel settore cerealicolo 22-26, dal 2022 a oggi contributi dedicati al settore cerealicolo ammontano a 2 miliardi e mezzo di euro. Queste misure comprendono, oltre ai contributi PAC, gli investimenti garantiti col PNRR, 533 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 53 milioni del Piano Nazionale Complementare, i 64 milioni di euro del Fondo Grano Duro e i 21 milioni dei distretti del cibo. Fine del comunicato stampa da parte del MASAF, Ministero dell'Agricoltura, Quindi una Sovranità serie di interventi, Alimentare e cioè, Foreste. Sì, assolutamente. A parte che poi bisogna ponderare, la prossima puntata forse per trovare un po' anche due ospiti certo. che ci parlino un po' del clima. A parte che spero che entro il prossimo venerdì arrivi una rinfrescata. Ora non so, non ho neanche guardato le ultime previsioni, ma Temo un po' di purtroppo di pioggia, no. non so, un po' di pioggia serve alla nostra agricoltura, serve addirittura Questo sì. alla vigna, che di solito, come sapete, non è così, non ha così tanto, diciamo, bisogno, e può anche, diciamo, anche sopperire meglio di altre colture agli eventi siccitosi. Però c'è una cosa invece che ha molto sete e sono i nostri pescherecci, perché oltre il caldo c'è anche il problema naturalmente del caro gasolio. E per parlare insieme a noi di questa tematica c'è una carissima amica di Radio Libertà che abbiamo già sentito, ma anche una mia carissima amica che è Fulvia, che viene da Termini, Fulvia Verlingi, che è di Termini ed è una armatrice, quindi va anche in mare, di una piccola, però si può dire una piccola flotta di pescherecci. Ciao Fulvia. Buonasera a tutti, salve, grazie per il vostro invito. Bentrovata. Ben Ciao trovato a Fulvia. te. Allora, come Termoli, intanto un posto meraviglioso, intanto raccontaci un po', facciamo un po' di qualunquismo, le battute solite. Com'è il clima lì? Caldo, freddo? Come si Bellissimo. freddo? Allora, No, oggi c'è sicuramente. un bellissimo maestrale che finalmente soffia e ha portato un po' di aria fresca, abbassando le temperature e facendoci stare, come si dice, con le finestre aperte ma senza i condizionatori accesi.
Bene, e bene. quindi Intanto si io sta sono uno di quelli che odia i benissimo. condizionatori, devo dire la verità, non riesco mai a stare in un locale con condizionatore perché poi via con mal di testa, emicrania e soprattutto cervicali. No, Fulvia, guarda, però, a sono 2 parte il giorni che si tempo, sta quindi benissimo. molto bene, e Termoli è anche una città meravigliosa. Detto questo, come va? Com'è la situazione? Tu hai delle imbarcazioni a Drammatica, strascico? Ok. drammatica. Purtroppo si sperava negli accordi sullo stretto di Hormuz raggiunti un mesetto fa più o meno dal presidente americano con l'Iran. Per un attimo sembrava che la situazione stesse migliorando, ma invece nell'arco di 2 settimane, 10 giorni è precipitata, siamo passati da 80 centesimi a oggi a 1,15 euro in aumento. Noi abbiamo il fermo programmato, quello del governo, per quanto riguarda da San Benedetto fino giù a Bari, che dovrebbe partire il 15 di agosto, ma molti di noi, io compresa con le mie barche, faremo ancora questa settimana per chiudere, diciamo, il mese per i marittimi, per i nostri dipendenti, e poi fermeremo, perché così in mare non possiamo più andare. Stiamo andando, abbiamo praticamente da febbraio a oggi accumulato chi 15, chi 10, chi 20.000 euro di nafta e non ce la facciamo più. Gli aiuti che ci sono stati paventati praticamente sono inesistenti, perché eravamo partiti da un credito d'imposta al 20% per poi arrivare a capire che era un credito imposta fino al 20%, e quindi praticamente ci tocca 750 euro a testa se sei a posto con tutto, se hai pagato Certo, tutto. ricordiamo per gli ascoltatori che se un'azienda, anche per motivi economici, ad Non, esempio, non ha il DURC a posto o altre situazioni, no, ma di non ce la regola. fai, perché o paghi la nafta e paghi i dipendenti, o paghi le tasse e paghi i fornitori dell'olio e delle reti, perché tu sai benissimo che anche le reti non sono infinite, devono essere, le manutenzioni che ci sono sopra a un peschereccio sono tantissime, le dotazioni di sicurezza devono essere sempre in ordine, gli abbonamenti che abbiamo per i log, per le blue box, l'AIS, quelle le devi pagare perché sennò ti fermano la barca, cioè sono troppe, e oggi stiamo facendo una media di 1.300-1.400 euro al giorno a fronte di consumi di gasolio che vanno a 1.100 euro giornaliere. Non ce la fai, è matematicamente impossibile. Siamo aziende in perdita in questo momento. La nafta ci sta prendendo il 90% del nostro lavoro, e quindi molti di noi, se non quasi tutti, si vogliono fermare. A malincuore, ma ci fermiamo. Ecco, Non quindi già questa sappiamo poi. notizia, rendetevi conto che anche la parte del fermo biologico è, diciamo, un fermo che, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che avviene per, diciamo, far riposare, virgolettiamo, il mare, virgolettiamo perché, vabbè, insomma, in Perché teoria i si periodi dovrebbero sono sempre quelli proteggere, sbagliati, tra l'altro. lo so, si dovrebbe proteggere le fasi di riproduzione di alcune specifiche, come sappiamo, soprattutto per una pesca multispecie come lo strascico, Esatto. dove peschi molluschi, pesci, artropodi con i crostacei, è talmente diverso anche magari, però insomma l'effetto produce comunque sta sull'Adriatico, vabbè, a livello commerciale naturalmente una mancanza di prodotto ittico, ben sapete che le importazioni sfiorano l'80%, sono Esatto. aumentate in quest'ultimo Abbiamo anno. una Mi ero rimasto concorrenza ancora sleale ai dati dell'anno scorso, che arriva il prodotto Bravo. estero. Ecco, fermarsi ancora di più, quindi ci dà anche una notizia che possiamo già, diciamo, Guarda, Lorenzo, non dire che è uno anche scoop, tu però se sei fermano alcune barche vuol dire che mancherà. Tu sei un nostro collega, sai perfettamente anche che non c'è un pescatore che ha voglia di stare fermo, che tu hai la barca, e chi ha la barca sa perfettamente che un pescatore piuttosto continua a stringere i denti anche col cattivo tempo e va per mare, ma oggi siamo arrivati a questa decisione a malincuore, ma non si può più andare per mare. I costi sono diventati praticamente proibitivi. E io proprio ieri sera con i miei dipendenti, con le mie ciurme, abbiamo fatto una riunione e abbiamo stabilito che chiuderemo la stagione praticamente giovedì prossimo e andremo in fermo, ci fermeremo volontariamente prima,
perché i costi non ci permettono più di mantenere né le aziende né di garantire stipendi. Se qui la situazione non cambia e non si viene veramente incontro alle aziende energivore in maniera decisiva, sarà un settore altamente in difficoltà, se non a rischio chiusura definitiva. Io sono Antonino. sempre stata una persona che ha visto sempre il bicchiere mezzo pieno, oggi faccio difficoltà a vedere il bicchiere. No, E lo la dico cosa che- veramente con la morte nel cuore. La cosa che più mi offende è che in un momento nel quale le aziende invece dovrebbero riuscire a sbarcare e anche bene il lunario, non solo sono costrette a fermarsi e rischiano tra l'altro anche di chiudere, ma la cosa più drammatica è che mentre tutto questo accade ci sono altre marinerie che non sono europee, che non hanno tutti i requisiti richiesti dall'Unione Europea, che non hanno bisogno di fare fermo e che non faranno fermo, le quali naturalmente poi pescheranno e venderanno anche da noi. Porteranno qui nei nostri paesi, spacciandolo Ecco, per appunto. prodotto nostro. Appunto, aggiungo oltre al poi- danno pure la beffa. E aggiungo, Bravissimo. scusate, Stai che mettendo il dito aggiungo nella anche piaga. aggiungo con i prezzi del gasolio che sono notevolmente inferiori, perché quando parliamo di tutte le marinerie del Maghreb, naturalmente anche i costi di produzione, sia i costi del lavoro, sia proprio per quanto riguarda l'approvvigionamento, ha detto bene, soprattutto lo strascico è un'azienda energivora, quindi utilizza grossi quantitativi di combustibile. Pensate, tutti i paesi rivieraschi della parte africana, quanto possono avere Hai su questo perfettamente centrato il punto. delle agevolazioni. E il problema è che però poi La cosiddetta concorrenza è una concorrenza sleale. sleale. Poi devo dire la verità, anche dal punto di vista naturale, noi stiamo con difficoltà cercando di arrivare a una pesca dove monitorata, uso una parola che ormai ha perso di significato, più sostenibile, però diciamo una pesca sempre più certificata, sempre più censita, con tutti gli apparati informatici. Invece fammi finire un attimo, Fulvia, poi ti lascio la parola. In più abbiamo la Comunità Europea che continua a legiferare ulteriori diminuzioni di sforzo di pesca, continua a mettere vincoli su vincoli, sì, che ma infatti continuano questa ad cosa aggravare la situazione del settore ittico italiano. Infatti ti dico proprio questo, è un po' un paradosso voler far, diciamo, e questo ma penso che sia un po', diciamo, il filo conduttore anche per il tema agricolo. Tu puoi ottenere dei miglioramenti dal punto di vista ecologico, ambientale, se però poi differenzi il prodotto rispetto a quello che viene dall'estero. Cosa voglio dire? Che se io faccio pescare, io sono disposto... stupida, qui per salvare il paziente si fa una cura drastica e però poi dopo dice no, ma poi terapia soprattutto per un bacino chiuso come il Mediterraneo, molte tipologie di pesca si sovrappongono, quindi abbiamo delle marinerie, come in passato è successo, che pescano su areali, su zone dove insomma pescavano i nostri pescatori, adesso non pescano più perché quindi insomma abbiamo veramente poi non abbiamo neanche l'effetto ambientale, cioè perché uno che è in radio, magari una persona a cui non è simpatico il mondo della pesca, non mangia pesce, o comunque metti caso uno può pensare, ma vabbè, qualche pescatore in meno, sì, siamo sempre aziende, vuol dire che non producono, non pagano le tasse e soprattutto vuol dire che si lasciano delle persone a casa. Però uno potrebbe dire, ma l'ambiente sta meglio. Non lo so fino a che punto, perché c'è anche da dire che, insomma, a livello mediterraneo, se le acciughe non le pesca l'Italia, le pescano gli altri paesi. E la domanda è sempre quella, se il pesce spada non lo pescano gli italiani, lo pescano gli altri paesi, e forse è meglio che lo peschi un italiano. Il gambero rosso uguale, perché il gambero rosso, ad esempio, nel Mediterraneo ci sono i fiumicini, è meglio che lo peschi come hai un detto paese... tu, le nazioni riverasche che pescano addirittura nelle nostre acque. Certo. Quindi, infatti la domanda che lancio ad Antonino è: meglio che peschi una marineria UE in cui è sottoposta ai regolamenti, è censita, oppure un paese che lasciare questo assist anche dal punto di vista concorrenziale a delle marinerie che poi stupidamente abbiamo addestrato noi negli anni scorsi anche in maniera... Allora,
tu mi insegni, ora io la butto lì, ma se il settore ittico, che comprende circa 13.000 aziende e ogni azienda poco che poco ha 6 dipendenti, tra armatori, tra marinai e robe varie, fallisce, tutto questo sforzo di personale alla fine non ricadrà sempre comunque sullo Stato? Allora, lo Stato, in questo caso io parlo della nazione Italia, non conviene di più che vada incontro alle aziende dando non aiuti, perché noi non cerchiamo aiuti a pioggia, come si suol dire, ma che ci si permetta di mantenere le aziende, perché oggi un'azienda che lavora 12 giorni al mese non sopravvive, perché i costi sono esagerati. Io lavoro 12 giorni al mese per pagare tasse per 365, quindi io oggi io sono arrivata a 73 fatture dal 1° gennaio, e quindi vuol dire che non ho lavorato fino a 70 giorni. Come Pochissimo. fa un'azienda a mantenere il livello di solvibilità lavorando praticamente 12 giorni al mese? Non ce la fa. Allora mi toccherà chiudere, licenziare, e poi tutta questa manovalanza dovrà andare a carico dello Stato, perché si metteranno in disoccupazione. No, ma poi tu vieni anche da un posto, io faccio una riflessione più profonda, però con questa poi ti lascio, magari ci riaggiorniamo anche la prossima puntata e ci racconti brevemente, anche perché è una puntata molto ricca, cosa hai deciso di fare, se fermi, se non fermi, se hai fermato. Sicuro. Io e altre, noi siamo 52. Però ti dico una cosa, tu vieni anche una cosa che avviene anche in Liguria, tu vieni anche da un posto turistico, quindi domani mattina te potresti benissimo dire, come hai in parte la tua azienda, li converto tutto sul turismo e porto la gente alle isole, vado, faccio vedere il mare. Sì, ma Però fammi finire, Fulvia, però il grande problema di tutto questo cos'è? Poi cosa diamo da mangiare a queste persone? Diventiamo veramente dei baracconi che portano in giro i turisti, ma il poi il turismo prodotto del buttato lì così, territorio. lo fai per 3 mesi e il restante 9 mesi cosa Sì, però fai? ma è anche un fatto di contenuti a volte, guarda. Cioè, non possiamo, cioè, vedete, ma noi portiamo la gente in giro su una barca da pescaturismo, magari gli facciamo fare il giro in mare, però le diamo, non dico il pangaso, ma gli diamo i calamari congelati che vengono dall'altra parte del mondo. Lorenzo, tu Cioè, mi insegni, non è semplice, perché comunque le però si capitanerie rischia ti fanno richieste di diventare un enorme parco giochi, perché se non c'è l'agricoltura, bravo, se non non c'è la possiamo pesca, diventare il perdiamo parco giochi le nostre dell'Europa. radici, perdiamo la nostra identità, perdiamo la nostra cultura, Esatto, che arriva noi nei secoli che siamo tramandati. non siamo un tour operator, noi siamo pescatori. Siamo nati pescatori, Fulvia, sono le le nostre barche sono 17:58 adibite a minuti. pesca. Io ti ringrazio per la testimonianza, amica mia. Spero che Mi vada spiace che sono un po' meglio. triste, però proprio oggi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto una riunione qua nella nostra marineria e il 90% è su questa linea, fermarsi prima, perché non ce la si fa, non si arriva. Questa è la linea. Un abbraccio forte a Termoli, e quindi mancano i pescatori e mancherà anche il prodotto ittico nel piatto. Insomma. Assolutamente. Bella notizia che ci hai dato, bella notizia. Un abbraccio forte a te, al tuo equipaggio, ai tuoi marinai e al tuo comandante. Grazie. Ciao Fulvia. Arrivederci, buona giornata, arrivederci, grazie ancora. Ciao. Grazie ancora. E allora, con questa botta di vita, noi riusciamo in questa cavolo di trasmissione, io da ormai quanti anni che se la facciamo insieme, almeno? 6. Ma ce la facciamo? Sì, ogni tanto parliamo di cose positive, devo dire la verità. Però porca miseria, cioè noi penso che uno che ascolta la nostra trasmissione, parliamo di agricoltura e pesca nel tempo, e mi rompe le balle perché i problemi sono sempre gli stessi, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona alla base. Cioè, uno si fa in depressione a sentire la nostra trasmissione, sempre problemi, sempre. Ma noi sempre raccontiamo un settore a differenza che di non chi va va in bene. giro per fare tavolate e mangiare, cioè, no? Certo. Che non va bene, un settore che non va bene, settori che soffrono, settori che però, come dicevo, ci danno identità, cultura e ci fanno mangiare bene. Sono 18:00, io vi saluto già adesso perché dopo il nostro amico Antonino ha già, diciamo, in serbo una sorpresa per voi, si parlerà di vino e di bottiglie, di tappi, di cosa si parla? Esatto. Dillo. Di Vinoloc, un nuovo si fa per dire perché esiste da più di 25 anni, un interessante tipo di tappo in vetro che supera il sughero, ma ne parleremo dopo.
E adesso il direttore responsabile Giovanni Sallusti col suo Liberamente, e noi ci sentiamo il prossimo venerdì per l'ultimissima puntata di Chilometro Zoom. Alla prossima. Grazie, a dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.